Maxi operazione antimafia oggi a Palermo, sono 181 le persone arrestate, tra cui 3 agrigentini, intervista al procuratore capo di Palermo De Lucia. Omicidio ieri sera a Ribera, ucciso un uomo originario della Tunisia, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti tra connazionali. Positivi i dati dei flussi turistici in Sicilia, quanto dichiarato dal Presidente della Regione Schifani alla BIT di Milano, presente anche una delegazione di amministratori agrigentini, presentata alla 77esima edizione del Mandorlo in Fiore. Il centrodestra siciliano andrà compatto con proprie liste alle prossime elezioni di secondo livello dei liberi consorzi in Sicilia. Simone Di Paola si dimette da segretario provinciale del partito agrigentino. Positivo il primo incontro del centro-sinistra di Agrigento in vista delle prossime elezioni comunali. 130 studenti della provincia parteciperanno alle prossime Olimpiadi della matematica che si terranno il 19 febbraio. Vittoria sofferta per la Fortitudo in trasferta a Imola per un solo punto di scarto. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento del nostro TV Notizie. Una maxi operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Sono stati disposti fermi gli arresti per 181 persone, tra boss, colonnelli, uomini d'onore ed estortori, diversi mandamenti del capoluogo siciliano e della provincia. Il servizio da Palermo. I carabinieri del comando provinciale di Palermo nel corso della notte hanno eseguito i provvedimenti cautelari emessi all'ufficio del GIB del Tribunale di Palermo e i decreti di fermo di indiziati di delitto emessi a carico della Direzione Distrettuale Antimafia e la locale Procura della Repubblica, a carico di 163 persone, alle quali 33 già detenute per altra causa, ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere tipo mafioso, tentato omicidio, estorsioni consumate o tentate, aggravate al metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale, reati in materia di armi contro il patrimonio, la persona, esercizio abusivo del gioco d'azzardo e altro. I provvedimenti restrittivi sono l'esito delle indagini condotte al nucleo investigativo di Palermo tra il 2023 e il 2025 in direzione dei mandamenti di Portanuova, Pagliarelli, Tommaso Natale, San Lorenzo e Bagheria. Nel contesto della medesima operazione, i carabinieri del reparto anticrimine del Rosse di Palermo hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 20 tra capi e gregari del mandamento di Santa Maria di Gesù, di cui 3 già detenuti. Complessivamente sono stati impegnati 1200 carabinieri provenienti dai comandi provinciali della Sicilia, dal reparto anticrimine del Rosse di Palermo, dai Baschi Rossi, dallo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, dal 12° reggimento Sicilia, tra gli altri personale specializzato della compagnia di intervento operativo e delle squadre operative di supporto e dal 14° battaglione Calabria. L'operazione, che si è svolta con la copertura al cielo di un velivolo del 9° nucleo elicotteri di Palermo, ha visto anche la partecipazione di personale delle aliquote di primo intervento del gruppo di Palermo, nonché delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo di Palermo, Villa Grazia e Nicolosi Catania. Le indagini hanno fatto emergere come Cosa Nostra sia un'associazione criminale vitale al passo coi tempi, se infatti essa è fortemente legata alle regole dei padri fondatori, ai suoi antichi riti e al compimento delle classiche condotte illecite come le estorsioni, il traffico di droga e il controllo delle scommesse clandestine online. Dall'altro è emersa la capacità degli affiliati di ricorrere ai moderni mezzi di comunicazione per cercare di sfuggire alla pressione investigativa. È stato infatti documentato il sistematico utilizzo di smartphone criptati che consentono comunicazioni anche di gruppo sicure, limitando all'essenziale la necessità degli incontri e delle riunioni tradizionali. E sull'operazione di oggi sentiamo ora il procuratore capo della Repubblica di Palermo De Lucia. È un momento complicato per la vita di Cosa Nostra e noi cerchiamo di renderla sempre più complicata attraverso una serie di interventi che da un lato servono a contrastare l'organizzazione, ma dall'altro servono anche a processare, e per processare ci vogliono naturalmente le prove, una serie di soggetti che ne sono partecipi. Quindi le due cose vanno in qualche misura tenute distinte, la responsabilità dei singoli e la responsabilità dell'organizzazione. Noi abbiamo cercato di portare e porteremo a processo i soggetti che sono in custodia cautelare.
ma intanto riteniamo di avere ottenuto un risultato importante nella misura in cui siamo riusciti in un solo momento a neutralizzare una parte importante di Cosa Nostra. L'evoluzione tecnologica non riguarda soltanto i cittadini, riguarda anche le organizzazioni mafiose. Le organizzazioni mafiose sono ricche, quindi sono in grado di acquisire know-how e strumenti che le consentono di aggirare le azioni investigative dello Stato. Le azioni investigative dello Stato sono naturalmente in ritardo rispetto all'evoluzione di Cosa Nostra, perché quella è una struttura che non è vincolata dalle regole e ci mancherebbe altro, rispetto alle quali lo Stato invece deve rispondere. Questa è un'organizzazione che cerca di essere moderna ma continua a essere tradizionale. Le regole sono fondamentali, senza le regole non c'è Cosa Nostra e quindi il rispetto alle regole, e da qui il ruolo dei soggetti più anziani, è importantissimo. Avete dimostrato la permeabilità del sistema carcerario. Non l'abbiamo dimostrato noi, per la verità purtroppo è un dato ricorrente la presenza, denunciata anche da molti altri colleghi in tutta Italia, di telefoni che circolano liberamente all'interno delle carceri, che non si riesce a limitare in questa presenza all'interno delle carceri, e ovviamente se ci sono i telefoni c'è la possibilità di comunicare. Il carcere è un normale luogo di operatività delle organizzazioni criminali e il circuito dell'alta sicurezza, che è deputato al controllo della pericolosità dei detenuti mafiosi, è un circuito che ha bisogno di grande potenziamento di questa sua capacità. E ci sono anche 3 agrigentini tra le 181 persone arrestate nella notte nell'ambito della maxi operazione antimafia dei Carabinieri e della DDA di Palermo. Si tratta di Pietro Capraro, 39 anni di Villaseta, Gabriele Minio, 36 anni di Agrigento, Gaetano Licata, 41 anni di Villaseta, tutti già in carcere dallo scorso dicembre, in quanto coinvolti nell'inchiesta dei Carabinieri e della DDA palermitana sul clan di Agrigento, Villaseta e Porto Empedocle. Capraro è ritenuto il boss della locale famiglia, Licata è considerato il luogotenente e reggente del clan di Capraro e Minio un affiliato. Il nuovo provvedimento di cattura di oggi arriva in quanto emergerebbe dalle indagini che i vertici del clan di Villaseta avrebbero avuto costanti rapporti e interlocuzioni con esponenti del mandamento mafioso di San Lorenzo, guidato oggi dai fratelli Serio, luogotenenti del boss Salvatore Lo Piccolo. Capraro, Licata e Minio sono accusati di aver ceduto diverse partite di stupefacenti per un ammontare complessivo di 384.000 euro ai boss del mandamento mafioso di San Lorenzo Tommaso Natale, i fratelli Domenico e Nunzio Serio, Francesco Stagno e Mario. Omicidio a Ribera, un uomo originario della Tunisia è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Il fatto di sangue è avvenuto in via Bonamici, a poca distanza dal centralissimo corso Umberto I e a 2 passi dal municipio. Il nostro servizio. Omicidio a Ribera, un uomo originario della Tunisia è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Il fatto di sangue è avvenuto in via Buoni Amici, a pochissima distanza da corso Umberto I, a 2 passi dalla casa municipale. Non è ancora chiara la dinamica, ma la zona, secondo una prima ricostruzione, sarebbe frequentata da extracomunitari e l'omicidio potrebbe trattarsi proprio di un regolamento di conti tra connazionali. Sul posto si sono recati subito i carabinieri della tenenza di Ribera. I militari sono sulle tracce dell'autore del delitto. Quanto prima il sicario potrebbe avere un volto e un nome. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava insieme ad altri connazionali davanti all'ingresso di un bar molto frequentato dagli extracomunitari, quando dall'interno di un'auto in transito sono stati esplosi di lui almeno 2 colpi d'arma da fuoco. Dopo gli spari la vettura si è subito allontanata. Sul posto sono giunti i carabinieri. Il giovane straniero non è morto sul colpo, ma all'ospedale riberese Fratelli Parlapiano, dove è stato trasportato in ambulanza. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Sciacca ha subito raggiunto il luogo dell'omicidio. Gli investigatori stanno sentendo in caserma alcune delle persone presenti al momento dell'agguato. Sono in corso le ricerche dell'autovettura di cui sono stati sparati colpi di pistola. Il pubblico ministero ha già disposto l'acquisizione dei filmati registrati da un sistema di videosorveglianza che si trova all'esterno dell'ingresso del municipio. La zona dove si è verificato l'agguato è densamente abitata da nordafricani. Diversi di loro in questo periodo sono impegnati nelle campagne per la raccolta delle arance. Stando a quanto si apprende, l'area in questione da tempo
sottoposto a controlli specifici da parte delle forze dell'ordine, in quanto ritenuto un crocevia dello spaccio di sostanze stupefacenti a Ribera. E un pensionato settantenne agrigentino è stato ritrovato cadavere all'interno della sua abitazione nel quartiere commerciale del villaggio Mosè. A fare la macabra scoperta è stata la moglie appena rientrata in casa, quindi ha segnalato il fatto al centralino del 112. In pochi attimi nella zona sono intervenuti i poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento, il magistrato di turno della procura e il personale della scientifica. Sconosciute le cause della morte. Le ipotesi privilegiate sono quelle del malore improvviso e dell'incidente domestico. L'attenzione degli investigatori si è ora concentrata sulla posizione in cui è stato trovato il corpo, riverso sul pavimento di casa, con un trauma alla testa e attorno alcune vistose chiazze di sangue. Gli agenti, collaborati dal medico legale, hanno avviato gli accertamenti del caso per risalire alle cause del decesso, tenendo in considerazione che non vi erano segni di violenza. La salma, così come disposto dal sostituto procuratore, è stata trasportata presso la camera mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio. L'autopsia, che sarebbe stata già disposta, potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi. Passiamo ora alle notizie del turismo. BIT, positivo il riscontro fatto dal governatore Schifani sulle presenze turistiche in Sicilia nel corso della Borsa Internazionale del Turismo a Milano, che registrano una crescita di oltre l'11%, al di sopra del 3,7% registrato nazionalmente. Fin dal nostro insediamento, afferma Schifani, abbiamo puntato in maniera convinta sulla destagionalizzazione anche attraverso il progetto Sicilia d'inverno. Vediamo il servizio. Positivo il riscontro turistico fatto dal governatore Schifani sulle presenze in Sicilia nel corso della BIT, Borsa Internazionale del Turismo, che si è appena chiusa a Milano e che registrano una crescita di oltre l'11%, al di sopra del 3,7% registrato nazionalmente. Tra gennaio e marzo addirittura è stato raggiunto il 23%. Le iniziative messe in campo dal mio governo nel turismo stanno dando risultati tangibili. Fin dal nostro insediamento abbiamo puntato in maniera convinta sulla destagionalizzazione, anche attraverso il progetto Sicilia d'inverno, ha detto il Presidente della Regione a consuntivo della conferenza stampa nello stand BIT della Sicilia. Con l'assessore al turismo Amata, il governatore ha presentato inoltre i dati sulle presenze turistiche dello scorso anno e le iniziative per promuovere l'isola come meta turistica di tutto l'anno. Stiamo lavorando ancora più alacremente al nostro progetto che abbiamo lanciato l'anno scorso della Sicilia in inverno. I dati parlano da sé. Io e l'assessore Amata, che ringrazio per il suo impegno e per averci creduto, stiamo portando a casa un aumento delle presenze turistiche. Tendenzialmente aumentiamo molto nel turismo invernale rispetto alle altre regioni. Puntiamo su questo e puntiamo anche su un turismo internazionale. Abbiamo rafforzato gli scali di Palermo e Catania, avranno dei collegamenti diretti con New York, cosa che prima non c'era, e questo determinerà anche l'arrivo di un turismo d'élite, perché saranno previste da alcune compagnie la possibilità della business, quindi puntiamo anche su questo. Sono molto contento di quello che stiamo facendo sul turismo. È una Sicilia che cresce anche sotto il profilo occupazionale, sotto il profilo del PIL. Questi sono dati che ci riconoscono gli osservatori internazionali, non chi vi parla. Anche quest'anno la Sicilia presente alla BIT col suo padiglione, accompagnata dalle nostre imprese, dalle nostre organizzazioni territoriali, le DMO e tanti ospiti. Cominciamo questa nuova edizione con una buona notizia. Abbiamo ricevuto per il 2024 l'Oscar del turismo da parte dell'MHR Awards e siamo veramente orgogliosi. Significa che obiettivamente abbiamo fatto un lavoro che ci ha portato a questo risultato, che chiaramente ci fa continuare il nostro lavoro come governo regionale, guardando in maniera positiva a questo 2025. Domani daremo i dati che, vi anticipo, sono assolutamente positivi rispetto alle presenze. Presenteremo il calendario 2025 e tutte le azioni che metteremo in campo per il nuovo anno.
Con il governo Schifani abbiamo deciso di destagionalizzare il turismo e quindi insieme alla collega Elvira Amata stiamo lavorando perché l'offerta turistica sia più variegata possibile durante tutto l'anno. Io, come assessore regionale al territorio e ambiente, apro le nostre bellezze naturali, i nostri parchi, le nostre 75 riserve, i nostri geositi, i geoparchi UNESCO. Abbiamo una potenzialità enorme di bellezze, di aree protette, di boschi vetusti, di possibilità di stare sul mare o anche in montagna, di poter sciare guardando il mare, che solo la Sicilia può offrire. Presente alla BIT di Milano anche la nostra Agrigento, forte del titolo di Agrigento Capitale della Cultura 2025, presentata anche la 77esima edizione del Mandorlo in Fiore, in programma dall'8 al 16 marzo prossimo, il nostro servizio. Il sindaco di Agrigento, presidente del distretto turistico Valle dei Templi, è intervenuto alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo, in occasione del talk della stessa DMO, distretto turistico, affermando come è stato un anno straordinario per la Costa del Mito, cui anche quest'anno è stato riservato uno spazio all'interno del padiglione Sicilia. Nel corso del dibattito sono intervenuti anche l'assessore alla cultura, grandi eventi Costantino Ciulla, l'assessore alle attività produttive e tradizioni popolari della 77esima edizione del Mandorlo in Fiore, Carmelo Cantone, l'amministratore delegato della DMO Fabrizio Lagaripa, il dirigente della settore della provincia di Agrigento Achille Contino e numerosi sindaci. Quest'anno Agrigento è qua presente alla BIT di Milano, un'occasione, un'opportunità unica per la promozione del nostro territorio. Si è parlato di capitale italiana della cultura, ma si è parlato anche del Mandorlo in Fiore, si è parlato anche della promozione dell'intero territorio della provincia agrigentina. Ancora una volta Agrigento sta decollando per quanto riguarda la sfera turistica italiana e internazionale. Il Mandorlo in Fiore ha avuto un grandissimo successo, la presentazione del Mandorlo in Fiore. Abbiamo invitato tutti i tour operator ad approfittare di questa opportunità per portare più turisti possibile sul nostro territorio. Penso che quest'anno dobbiamo raddoppiare le presenze degli altri anni, sarà un evento meraviglioso. Viva Agrigento! Anche quest'anno, come ogni anno, dal nostro insediamento Agrigento presente alla BIT di Milano a fare promozione del nostro territorio e delle nostre eccellenze agrigentine. Un momento di grande confronto e per costruire relazioni, per fare rete che porta sicuramente tanto beneficio alla nostra città, alla nostra comunità agrigentina in termini di visibilità e di promozione non solo in Sicilia, in Italia, ma in tutto il mondo. Quest'anno abbiamo ritrovato qui con grande piacere e soddisfazione la nostra Agrigento, capitale italiana della cultura, nelle riviste anche internazionali, sono distribuite all'interno di tutta la fiera, quindi un grande momento di promozione per la nostra città che continuamente si eleva a fare sempre di più e ad emergere in quello che è il panorama turistico e culturale italiano e non solo. Ancora una volta alla BIT di Milano per promuovere le bellezze della nostra città e per quanto mi riguarda la 77esima edizione del Mandorlo in Fiore di Agrigento, Sagra della Primavera. Una manifestazione che si preannuncia raddoppiata rispetto allo scorso anno, questo è stato il nostro motto. Raddoppiamo i divertimenti, raddoppiamo gli spettacoli, raddoppiamo i mercati per la strada e raddoppiamo il significato veramente con una serie di manifestazioni, nella stessa manifestazione, dei veri valori della Sagra. Partiremo il 21 febbraio con un spettacolo a teatro che si chiama Aspettando la Sagra, dove tutti gli artisti agrigentini esalteranno le tradizioni popolari di Agrigento, migliori artisti di Agrigento uniti per la prima volta tutti insieme a offrire il meglio di sé. È una specie di anticipazione per poi partire dall'8 al 16 marzo per fare la tradizionale Sagra. Quest'anno 30 gruppi partecipanti provenienti da tutto il mondo, una cosa fantastica, piena di significati, come per esempio quello del Tempio della Concordia, la giornata finale che vedrà segnare il Tempio d'Oro, o ancora sempre al Tempio della Concordia l'accensione del Tripode della Pace. Quest'anno ci sarà una cerimonia particolarmente toccante, sulla quale non voglio togliere nessuna sorpresa, e poi le tradizionali sfilate per la città, quest'anno balli di piazza, quest'anno tutta in piazza. Venite ad Agrigento perché vi aspettano 7 giorni
di puro divertimento, senza tralasciare l'aspetto culinario. L'ultimo giorno per la BIT 2025, abbiamo avuto grandi riscontri, una grande quantità di operatori sono venuti qui nella nostra postazione, hanno preso le informazioni, hanno preso tutti i contatti per organizzare la loro presenza sul nostro territorio. La DMO ha fatto orgogliosamente il proprio lavoro, il nostro dovere d'ufficio è essere qui e farci ambasciatori di tutto il territorio, non solo di Agrigento ovviamente, ma di tutto il territorio che va da Selinunte a Gela e che si irradia sino a Caltanissetta attraverso i Sicani. È stata veramente una grande soddisfazione vedere il riscontro importante dei visitatori e degli operatori, c'è molta voglia di Sicilia, c'è molta voglia di scoprire la nostra parte di isola e quindi insomma siamo fiduciosi che ci possano essere degli ottimi riscontri. Passiamo alle politiche. I rappresentanti regionali del centrodestra siciliano si sono riuniti a Palermo e hanno raggiunto un accordo unitario sulle candidature per le presidenze delle città metropolitane e dei liberi consorzi di secondo livello in vista delle elezioni del 27 aprile. I rappresentanti regionali del centrodestra siciliano riunitisi a Palermo hanno raggiunto un accordo unitario sulle candidature per le presidenze delle province e dei liberi consorsi in vista delle elezioni del 27 aprile prossimo che saranno di secondo livello. La coalizione di centrodestra si presenterà compatta alle prossime elezioni provinciali per la scelta dei presidenti, che saranno scelti in modo da dare spazio anche alla sensibilità dei territori. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta i rappresentanti regionali delle forze politiche della maggioranza che governa la regione. Individueremo delle candidature condivise che siano rappresentative delle proprie comunità ed espressioni dei valori del centrodestra. Nel rispetto del sistema proporzionale, prosegue la nota del centrodestra, la forza politica presenterà le proprie liste, una scelta che consentirà di garantire la più ampia e qualificata rappresentanza del territorio. Questa strategia permetterà di valorizzare le specificità di ogni partito, mantenendo al contempo la solidità della coalizione. L'unità del centrodestra siciliano, conclude la nota, è la migliore garanzia per assicurare una gestione efficace e responsabile delle province nell'interesse dei cittadini e dello sviluppo dei territori. Questo quanto hanno dichiarato i segretari regionali del centrodestra che si sono riuniti. All'incontro hanno preso parte Marcello Caruso in rappresentanza di Forza Italia, Nino Germanà per la Lega, Salvo Pogliese per Fratelli d'Italia, Massimo Dell'Utri per Noi Moderati, Fabio Mancuso per il Movimento per l'Autonomia e Stefano Cirillo per la Democrazia Cristiana. E Simone Di Paola, da 4 anni alla guida del Partito Democratico in provincia di Agrigento, si è dimesso dalla carica di segretario provinciale del servizio. Simone Di Paola, da 4 anni alla guida del Partito Democratico in provincia di Agrigento, si è dimesso da segretario provinciale. Dopo alcuni giorni di pausa e riflessione, ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di segretario provinciale del Partito Democratico di Agrigento. Lo dice in un lungo post sui social Simone Di Paola, ormai ex segretario del partito. Di Paola prosegue affermando semplicemente così da evitare strumentalizzazioni o inesistenti ricostruzioni. Ho ritenuto che non vi fossero più le condizioni politiche necessarie a portare avanti con la dovuta serenità e con la certezza di poter onorare il mandato congressuale ricevuto. Il mio ruolo di guida unitaria del partito agrigentino, pertanto, essendo notoriamente per nulla attaccato a ruoli, poltrone o medagliette, ho ritenuto serio fare un passo indietro in coerenza con questo mio convincimento. Invio ad un secondo momento l'onere dell'approfondimento, meglio le ragioni di questa mia scelta, conclude Simone Di Paola. In questa sede desidero soltanto ringraziare quanti mi hanno dato il grande onore di scegliermi per guidare il Partito Democratico nella mia provincia e quanti mi hanno onorato della loro amicizia e stima, collaborandomi in questi 4 lunghi e entusiasmanti anni di lavoro insieme. Rappresentare il mio partito è stato l'onore della mia vita, mi riprendo la mia dimensione di militante, continuerò a lavorare con la stessa passione di sempre per la crescita di un partito che considero casa mia. È possibile costruire ad Agrigento un'area politica e culturale che aggreghi i partiti del campo progressista, associazioni, movimenti e singoli cittadini che lavorino per un programma comune.
da offrire alla città come alternativa all'attuale pessima gestione della cosa pubblica. È stato questo l'esito dell'incontro avvenuto lo scorso sabato con gli altri partiti alleati, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e PD. In merito abbiamo sentito Nino Cuffaro del Circolo Vittoria Giunti del Partito Democratico di Agrigento. Nino Cuffaro del Circolo Giunti di Agrigento del Partito Democratico. È nata ad Agrigento l'area progressista, quella che a Roma è difficile costruire, ad Agrigento è stato possibile nella riunione che avete avuto sabato scorso con gli alleati, il Movimento 5 Stelle e l'Alleanza Verdi e Sinistra. Sì, è un primo incontro comunque, perché la nostra idea è di allargare molto quest'area a tutto quello che è l'arcipelago della sinistra, dell'area progressista, che ad Agrigento può essere benissimo individuata anche in tutto quel patrimonio di organizzazioni civiche che si sono interessate di problemi culturali, ambientali, del tema dell'acqua, che è particolarmente sentito, come sappiamo, in città. Quindi a questo primo incontro promosso dalle forze politiche, dai partiti che si riconoscono in quest'area, noi daremo seguito prossimamente ad una iniziativa pubblica in cui inviteremo la Lega Ambiente, l'Arci, Agrigento Punto a Capo, Agrigento in Comune ed altre associazioni, ma anche singoli cittadini che vogliono interessarsi, che vogliono partecipare a questa esperienza e dare un contributo fattivo affinché quest'area sia sempre più ampia e possa rappresentare quell'insieme di politiche, di opposizione, di intelligenze, di possibilità di alternativa ad Agrigento. Avete individuato dei punti critici in comune? Guarda, noi abbiamo evidenziato alcuni temi che devono essere fondamentali e devono caratterizzare questa alleanza, dalle questioni che riguardano l'urbanistica, i trasporti, l'acqua ovviamente, che è primario, è un tema, come dire, che ormai diventa sempre più grave ogni giorno che passa, ma anche temi, come dire, che riguardano la vivibilità della città, come per esempio la questione dei parcheggi, e lì, come dire, ci sarebbe molto da dire sulle politiche che sono state portate avanti negli ultimi anni, che puntavano più a fare affari, a far guadagnare qualche azienda privata che non a risolvere i problemi della città. Ma anche il tema della valorizzazione del verde pubblico, è ancora viva la ferita della scelta dissennata di distruggere la Villa del Sole, per esempio. E Agrigento ha poco verde e quindi bisogna capire che il patrimonio verde della città va difeso, va tutelato e va possibilmente ampliato. La stessa cosa vale anche per i servizi comunali, che oggi sono scadenti, penso al servizio di pulizia e gestione del ciclo dei rifiuti e al tema dei trasporti. Su questi temi gli agrigentini pagano tariffe che sono altissime, però hanno servizi che sono estremamente insoddisfacenti. Penso che nessuno possa dire che Agrigento sia una città pulita, purtroppo. E quindi su tutto questo si può creare, come dire, un ragionamento che sia molto ampio, che coinvolga vasti settori della società agrigentina e che costruiscano assieme questo polo progressista che si intesta una battaglia di cambiamento in città. E nel pomeriggio di ieri presso la Villa Bonfiglio si è tenuta una solenne cerimonia in memoria delle vittime delle foibe. Durante l'evento una delegazione di Gioventù Nazionale di Agrigento insieme ai dirigenti del partito di Fratelli d'Italia ha deposto una corona di fiori per onorare il ricordo di chi ha perso la vita in una delle pagine più tragiche della storia italiana. Durante la commemorazione è stata recitata dalla poetessa Daniele Lardi una poesia sulla tragedia delle foibe. L'iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, giovani e cittadini riuniti nel nome del dovere collettivo di mantenere viva la memoria storica. E ieri a Palermo si sono ricordate le vittime delle foibe e dell'esodo italiano da Istra a Dalmazia, una pagina di storia segnalata dal genocidio di migliaia di italiani delle truppe titine. Il servizio da Palermo.
Oggi si celebra il giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano-dalmata, un genocidio ai danni di migliaia di italiani trucidati in Jugoslavia subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale dalle truppe titine, italiani successivamente costretti a lasciare le proprie abitazioni in Istria e in Dalmazia, e Riccardo Rossi, nipote e figlio di istriani, ad aprire una finestra su questa drammatica pagina di storia, trasformata in un atto di eroismo dallo zio. Oggi è la giornata del ricordo delle foibe, dell'eccidio di tante persone fiumane, dalmate e istriane e di tanti altri che sono dovuti scappare. Questo c'è anche la storia del mio prozio Giordano, che invece, pur mettendo a repentaglio la sua vita, ha deciso di salvare la vita della sorella e dei due piccoli suoi figli, Arturo e Pierina. Arturo poi è diventato anche mio padre, soltanto che mio padre non è riuscito a vincere quel tanto dolore, l'abbandono della terra, le tante situazioni che ha vissuto, e l'ha riversato su di me, il primo figlio, sia nell'adolescenza che nell'infanzia. Tanto dolore in realtà è stato guarito dalla lettura del libro Le 24 ore della passione di Gesù Cristo di Luisa Picarreta, e ho avuto questa guarigione spirituale. E in tutto questo la mia vita ha cercato di essere un elemento di diversità, quindi da che tutta la mia famiglia erano militari, sono stato un obiettore di coscienza e un ripudiatore delle armi, un ambientalista e adesso insomma un volontario della missione Speranza e Carità, dove cerco di essere elemento di accoglienza. Quindi tutti quanti noi con le nostre scelte possiamo diventare qualcosa di diverso, ovviamente nella fede. Linea alla regia per la pubblicità. Il 19 febbraio prossimo si terrà presso il Liceo Scientifico Politi di Agrigento la fase distrettuale delle Olimpiadi della Matematica, prestigiosa competizione organizzata dall'Unione Matematica Italiana con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione. L'evento vedrà la partecipazione di circa 130 studenti provenienti da 23 scuole superiori della provincia, selezionati in seguito alla gara d'istituto. I migliori classificati avranno l'opportunità di accedere alla fase successiva, proseguendo il percorso che li potrebbe portare alla finale nazionale di Cesenatico. Questa competizione rappresenta un'importante occasione per valorizzare il talento matematico degli studenti, per promuovere l'interesse verso la disciplina in un contesto di sfida stimolante e costruttiva. E in occasione della Giornata Nazionale dell'Epilessia, il Presidio Sanitario Aiuto Materno di Palermo ha inaugurato la panchina viola. I corrispondenti da Palermo. Anche quest'anno l'ambulatorio dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile della Spesai di Palermo celebra la Giornata Nazionale dell'Epilessia, inaugurando una panchina viola. L'intento è quello di diffondere delle informazioni utili alla gestione delle persone di età minore affette da epilessia, favorendo quindi un superamento di tutte quelle credenze che ancora oggi sono legate a questa patologia e che determinano per i piccoli pazienti un vissuto di stigma e di non integrazione. Noi ci teniamo a questo momento, i nostri servizi sono pienamente funzionanti e attivi per dare un sostegno reale alle problematiche in termini di definizione di diagnosi e formulazione di terapie il più adeguato e il più moderno possibile. Però dall'altro verso noi ci impegniamo e vogliamo essere impegnati in quelle che sono le attività del superamento dello stigma. L'epilessia è un problema molto serio, storicamente molto combattuto, i nostri professionisti cercano in tutti i modi e l'azienda è impegnata appunto per avviare dei percorsi di conoscenza e superamento di quelle che sono le difficoltà. Al contrario di quello che normalmente si immagina, l'epilessia è una patologia che ha un esordio prevalentemente nell'età infantile e quindi molti pazienti incominciano a convivere con questa patologia sin dall'inizio della loro vita. Molti di questi spesso guariscono, quindi arrivano ad una situazione di compenso. In altre situazioni l'epilessia diventa poi una patologia dell'età adulta. Chiaramente noi dobbiamo immaginare qual è il vissuto di questi bambini e dobbiamo aiutarli anche sul piano psicologico per convivere con una patologia che in qualche modo li mette nell'ottica
fatica di immaginare che improvvisamente possono perdere il controllo di sé. Quest'anno abbiamo aderito come ogni anno alla campagna della Lice, di cui appunto facciamo parte, e praticamente la panchina, che spesso è considerata un arredo urbano un po' periferico, in realtà è invece un'opportunità per potersi confrontare, per poter socializzare, e questo è proprio il messaggio che vogliamo un po' mandare per combattere un pochettino lo stigma legato alla patologia dell'epilessia. Infatti il nostro mantra è "quando Venus si punta", perché proprio se ne deve parlare. Purtroppo ancora c'è molto stigma rispetto ad altre patologie, proprio per la drammaticità a volte della manifestazione clinica e l'imprevedibilità che è tipica di questo disturbo neurologico. Siamo ora a Messina, condannati a pagare le spese legali ai ricorrenti contro il ponte sullo Stretto. I colleghi. La controversia legata alla maxi condanna alle spese legali per i ricorrenti contro il ponte sullo Stretto arriva alla Corte di Appello delle Imprese di Roma. La sentenza, che aveva suscitato preoccupazione per l'importo delle spese legali pari a 238.000 euro oltre oneri, è stata impugnata dai ricorrenti, che ora chiedono la riforma della decisione. I ricorrenti non hanno più interesse a contestare la cessione della condotta lesiva da parte della società Stretto di Messina, poiché la società non ha rispettato il termine previsto per l'approvazione del progetto definitivo entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia contestano il valore della liquidazione delle spese legali, ritenendo che l'importo di 238.000 euro sia spropositato. Nel ricorso vengono evidenziati vari punti critici. La domanda dei ricorrenti è stata dichiarata inammissibile anziché respinta. La sentenza non è motivata come previsto dalla legge e la liquidazione delle spese non rispetta le fasi previste dalla tariffa ministeriale. Inoltre alcuni interventi sono stati esclusi dal processo e non sono stati condannati alle spese, nonostante il Tribunale avesse negato loro il diritto di partecipare. I ricorrenti chiedono ora che le spese di giudizio siano integralmente compensate o in alternativa liquidate secondo i parametri ministeriali. La vicenda continuerà con l'udienza di appello fissata per il 30 giugno, in cui si discuterà il merito del ricorso. Fervono i preparativi per la settimana santa a Caltanissetta. Sentiamo in merito il presidente dell'associazione Giovedì Santo, Arcangelo Giammusso. La settimana santa di Caltanissetta, una delle tradizioni religiose più conosciute della Sicilia, rappresenta un momento di grande partecipazione e di forte valore identitario per la comunità nissena e ogni anno richiama fedeli e turisti desiderosi di immergersi nell'esperienza straordinaria delle suggestive processioni e dei riti sacri. Un ruolo fondamentale nell'organizzazione di questa manifestazione è ricoperto dall'Associazione del Giovedì Santo, che da oltre 25 anni si dedica con impegno e passione alla cura e alla conservazione in particolare delle vare, ovvero i grandi gruppi statuari realizzati dagli scultori napoletani Francesco e Vincenzo Biancardi, che animano la processione del Giovedì Santo, rendendo viva questa tradizione secolare. L'associazione Giovedì Santo nasce nel dicembre del 2000, quindi esattamente 25 anni fa, e racchiude a sé tutti i ceti artigianali proprietari delle 16 vare che prendono parte alla processione del Giovedì Santo. Si decide di riunirsi in associazione appena 25 anni fa, anche se le opere che troviamo alle mie spalle, nello specifico l'Ultima Cena, hanno più di 25 anni naturalmente, lo specifico ne ha ben 140 quest'anno. Tra gli scopi sociali dell'associazione c'è sicuramente quello della promozione della Settimana Santa durante tutto l'anno. Al contrario di quello che si può pensare, per noi la Settimana Santa non finisce la domenica di Pasqua ma continua tutto l'anno. A noi addetti ai lavori piace chiamarlo Anno Santo, non Settimana Santa. Tra le numerose iniziative che portiamo avanti sicuramente c'è quello della valorizzazione della sala espositiva, sala in cui ci troviamo in questo momento, sede e meta di migliaia di turisti durante tutto l'anno. Una struttura totalmente gestita con fondi e forze private che va avanti grazie al volontariato. Ormai da 3 anni quest'anno portiamo una rassegna teatrale dal titolo Fra le vare in preghiera, molto sentita e partecipata. Per i primi 4 venerdì di Quaresima, difatti, vengono creati dei momenti suggestivi. Alle 19 generalmente abbiamo una Via Crucis animata dai parroci della città, ogni venerdì un parroco differente, poi alle 20:30 una rappresentazione teatrale
avente sempre tema la Passione di Cristo, e quest'anno abbiamo focalizzato il tema della rassegna teatrale sulle ali della speranza, un po' per omaggiare l'anno giubilare in corso. Dopodiché le varie celebrazioni dei sabatini, celebrati appunto ogni sabato di Quaresima in cattedrale, ognuno di questi dedicato a una vara differente, a un ceto differente appartenente appunto alla processione delle vare. Uno dei punti cardini della Settimana Santa è sicuramente la Via Crucis cittadina contemplando le vare, ideata da Sua Eccellenza Mario Russotto, in programma per il primo venerdì di aprile, e sicuramente la processione del Giovedì Santo, dove fervono già i preparativi da più di un mese, va avanti spedita per i prossimi 2 mesi. Passiamo ora allo sport. Vittoria combattuta della Fortitudo contro l'Imola in trasferta per un solo punto, terminata per 80-79. Sentiamo il coach Daniele Quilici. Coach, siamo qui al termine di Apa del Costa Imola 79 con Carre Agrigento 80, una partita da 1000 saliscendi, tanti cambi di risultato e con un finale terribile di fatto. Qual è stata secondo lei la chiave del match per portare a casa la vittoria e un po' meno sulla partita? Ma secondo me abbiamo fatto 2 ottimi primi quarti dove per un paio di errori non abbiamo chiuso sulla doppia cifra di vantaggio. C'era da attendersi che Imola ritornasse nella partita, perché obiettivamente aveva giocato una partita un po' scarica rispetto al momento che hanno e rispetto anche alla qualità che hanno. Lì abbiamo rischiato, abbiamo vacillato, però secondo me siamo stati bravi sul -8 a trovare 2 soluzioni a 3 punti, 2 difese buone che hanno rimesso il match in discussione. Poi in fondo gli episodi ci hanno premiato, ma hanno premiato anche la voglia un po' di rischiare e comunque dal mio punto di vista ovviamente ci meritavamo, dopo un periodo magari non brillantissimo nelle partite di questo livello contro squadre della nostra classifica, ci meritavamo magari una vittoria. Abbiamo mancato un paio di vittorie in trasferta dopo ottime prestazioni a Mestre e a Legnano. Questa ci ridà indietro qualcosina, è sicuramente una spinta per la classifica e per il resto di questo avventuroso campionato. C'è una nota che ho notato io, ci sono tante prestazioni da segnalare, ma una in particolare, nonostante sia uscito presto per 5 falli, a mio parere quella di Chiarastella, che ha fatto una prova completa e ha spadroneggiato in ogni voce statistica alla fine. Che Albano è un buon giocatore, non lo scopriamo adesso, lo scopro io, lo scopri te, e sicuramente nel momento in cui ha fatto il quinto fallo che possiamo parlare, però insomma tanto di episodi dubbi o perlomeno opinabili ce ne sono stati tanti, come è normale che ci sia in una partita di questo tenore. Albano è sicuramente per noi un giocatore di riferimento. Quando è uscito, secondo me abbiamo subito il colpo, siamo stati bravi poi a rimettersi in piedi, recuperare quel pallone, mettere un canestro a 3 punti, fare una difesa, prendere un rimbalzo in fondo, insomma. Oltre la prestazione individuale, che comunque abbiamo mandato 5 giocatori in doppia cifra e uno che ha segnato 8, giocando praticamente senza Morici che era influenzato e senza Peterson, mi sembra che sia qualcosa di cui andare abbastanza orgogliosi. Nel secondo tempo, soprattutto nella fase in cui dovevate rimontare, lei ha stato molto contento, ha giocato anche con 2 play, è stato anche con un po' la chiave per riprendere la partita. Sì, perché alla fine dovevamo un po' alzare il ritmo, dovevamo alzare un po' il tenore della pressione sulla palla. Sanguinetti non viene da un momento brillantissimo in condizione personale, quindi abbiamo provato a giocare anche su queste cose, e poi è andata bene perché ci ho indovinato, no? Come dottori sono bravi quando ci indovinano, però è stata sicuramente una cosa che ci ha dato un vantaggio. Bene, questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre. Per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi potranno essere visionati sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.